Friuli Venezia Giulia è stato molto importante per Gabriele D'Annunzio perché è stato una terra di confine e di trampolino per alcune delle sue imprese e anche per la sua scrittura. Partendo proprio dall'aeroporto, da quello che era l'aeroporto della Comina, vicino a Pordenone, a nord di Pordenone, dove D'Annunzio in qualche modo apprese l'arte del volo per poter compiere l'impresa del volo su Vienna e per poi continuare con Cervignano, dove affittò una villa fra il 1915 e il 1917 da un amico, Pietro Sarcinelli, una villa molto bella sulle rive del fiume Ausa, dove scrisse opere anche importanti, scrisse delle pagine della Leda senza cigno, cominciò a concepire l'impresa del notturno e scrisse soprattutto quei 3 salmi per i nostri morti che poi entrano nel quinto libro delle Laudi e che fanno parte della poesia più alta di D'Annunzio, i canti della guerra latina. Il luogo specifico che lega D'Annunzio al Friuli è Ronchi, dove D'Annunzio raccolse nel 1919 i legionari che poi avrebbe condotto alla conquista di Fiume. Ed è un'impresa che dura più di un anno, perché dura fino alla fine del 1920. Da quel momento Ronchi cambia addirittura il proprio nome, diventa appunto Ronchi dei Legionari. Il poeta soldato diventava il poeta duce, è una parola che introduce lui nel nostro vocabolario e che poi Mussolini riutilizzerà. Sono scrollate le guardie di Tolmino, gradisca Croscia, gialla di foglie e d'ira, Rugghia l'Isonzo alle chiuse di Sagrado e Monfalcone dall'Artiglio Veneto, coi suoi scafi di ferro sulle travi nere, arde in vista di Duino, folgorato rogo navale. Qui c'è dentro anche l'idea della beffa di Bucari, insomma di tutte le imprese del D'Annunzio soldato che non sono state minime o minori e, ripeto, tutto il Friuli Venezia Giulia, in pratica dalle Alpi Carniche fino appunto ad Aquileia, che viene citata spesso nell'opera di D'Annunzio, e quindi alla laguna di Grado, il Friuli è realmente compreso non tanto come una retrovia del fronte della Prima Guerra Mondiale a cui D'Annunzio, come Marinetti, come Mussolini partecipò, ma proprio come una specie di trampolino quasi per andare a sfidare e stanare il nemico di là dal confine. D'Annunzio celebra forse una delle rare volte in cui il poeta sopraffino, il poeta che usa il linguaggio davvero come un miglior fabbro, diventa soldato, diventa una presenza attiva. D'Annunzio aveva capito molto in anticipo che il poeta avrebbe potuto svolgere una funzione anche politica. È un fatto molto raro nella storia della nostra letteratura e della nostra poesia.